Mogliano Veneto, località Bonisiolo, c'è l'azienda Diana di Veneto Agricoltura dove in questo momento si sta tenendo questa bella giornata aperta dal titolo Meccanizzazione per la gestione dei corsi d'acqua in aree rurali. Questo è il fiume Zero, su cui peraltro c'è una barca che poi verrà messa in moto per vedere come si tengono pulite le rive e anche ovviamente il letto. Di questo e altro si parla qui e noi vogliamo darvi ovviamente conto di tutto ciò. Vediamo. Sì, siamo qua in una delle 4 aziende agricole di Veneto Agricoltura, l'azienda Diana di Mogliano Veneto, per una giornata dimostrativa. Quindi noi oggi abbiamo portato qua tutta una serie di macchine moderne che servono per la gestione dei fossi e la gestione delle piante lungo i fossi, per poter dimostrare, per poter mostrare quello che l'ultima realizzazione della tecnica permette di fare questo tipo di gestione. È sicuramente uno dei compiti di Veneto Agricoltura essere anche dimostrativa in questo senso. La partecipazione è importante, sono iscritti circa un centinaio di tecnici e questo ci dà sicuramente molta soddisfazione. Innovazione e sostenibilità. L'innovazione la dobbiamo fare perché fa parte proprio della nostra natura come agenzia, quindi essere innovativi non solo nelle attività del primario che facciamo, ma anche come stiamo facendo oggi, per dimostrare quello che sono le ultime tecniche. Sostenibilità è un tema sicuramente molto importante, molto alla moda. Veneto Agricoltura ci lavora da tempo, in questo ambito stiamo parlando di piante, stiamo parlando di foreste di pianura e quindi di sostenibilità ambientale, di sostenibilità anche economica per una gestione più a 360 gradi di quello che è l'agricoltura nel Veneto con le foreste a fianco. Questa è una barca che serve per pulire le rive e probabilmente per pulire anche il letto del fiume, vero Presidente? Sì, questa viene usata nelle zone più difficili dove c'è la necessità di pulire appunto il fondale dalle alghe che crescono soprattutto nel periodo primaverile e estivo e dove non c'è la possibilità di intervenire con bracci meccanici. È uno dei sistemi che abbiamo per fare la manutenzione praticamente ordinaria. Bella questa collaborazione con Veneto Agricoltura. Io la ritengo una cosa indispensabile, con Veneto Agricoltura in particolare, ma un po' con tutte le istituzioni che si occupano di territorio, del mantenimento del territorio e dell'ambiente in cui tutti noi viviamo, che deve essere curato. Ecco, il Consorzio di Bonifica quindi mette a disposizione del mondo agricolo, ma di tutta quanta la socialità, le proprie potenzialità e anche le proprie conoscenze, in questo caso magari in collaborazione con altri enti come Veneto Agricoltura. Sì, dicevo, è fondamentale il rapporto in particolare con Veneto Agricoltura. Noi quello che riusciamo a fare siamo porte aperte, diciamo, ecco così, lo mettiamo a disposizione anche perché abbiamo tecnici molto capaci che riescono a costruire varianti alle macchine standard, alle attrezzature standard che poi che riusciamo ad omologare anche in casa grazie agli ingegneri che collaborano con noi. Quindi è un dare e avere continuo che serve per far crescere il territorio dove viviamo, come dicevo, e renderlo socialmente ed economicamente compatibile e competitivo con l'ambiente. Non è la prima volta che parliamo di gestione meccanizzata dei corsi d'acqua. Perché è importante? Perché una regione come il Veneto, che ha decine di migliaia di chilometri di canali artificiali, di corsi d'acqua, ha bisogno di gestire in modo efficiente questa infrastruttura fondamentale per il territorio e per l'agricoltura in particolare.
Sono molti decenni che si è passati dalla gestione manuale alla gestione con macchine, ma la grande rivoluzione che adesso sta avvenendo è che abbiamo macchine sempre più adatte a gestire i corsi d'acqua non solo con un'ottica di efficienza idraulica, ma anche con un'ottica di gestione naturalistica. E questo è un tema che proprio qui 10 anni fa, nel 2009, è partito con la prima giornata dimostrativa e adesso periodicamente ritorniamo per mostrare le innovazioni, e questo è nel DNA di Veneto Agricoltura, agenzia per l'innovazione nel settore primario. Perché lo facciamo in questa azienda Diana Mogliano Veneto? Perché qui abbiamo un po' tutte le tipologie di corso d'acqua, dal fiume come lo Zero, che è qui vicino a noi in questo momento, un fiume di risorgiva, al grande canale fino alla scolina, al fossetto, quindi qui possiamo vedere un po' tutte quante le tipologie. E l'altro ragionamento importante è che possiamo avere un soggetto con il quale possiamo collaborare, quale è il Consorzio Acque Risorgive, che da sempre è nostro partner in queste cose. Molte delle macchine che vediamo qui sono del Consorzio e soprattutto grazie alla competenza del Consorzio possiamo fare arrivare altre macchine da mostrare in modo dinamico e non statico, come sentite bene dal sottofondo. E qual è la vera innovazione? No, l'innovazione, quello che stiamo vedendo in questo momento, per esempio, è il fatto di avere delle macchine, dei robot veri e propri, che quindi tolgono l'operatore dal rischio di usarle, pensiamo, tagliare l'erba su una superficie inclinata, quindi per esempio l'uso del robot teleguidato, come siamo abituati a vedere nei giardini delle nostre case, lo vediamo a grande scala per lo sfalcio, ad esempio, dell'erba lungo la riva. Sfalcio che però in questo modo diventa più intelligente, perché siamo passati dalla logica devo tagliare tutta l'erba. No, adesso il ragionamento è devo tagliare l'erba che mi mantenga in funzionalità idraulica il corso d'acqua, ma che al tempo stesso mi tuteli l'habitat di certe specie. Ecco per esempio anche l'importanza della stagionalità nel fare questi lavori. Perché c'è una barca in acqua? C'è una barca in acqua perché la manutenzione della parte centrale del corso d'acqua, l'eliminazione selettiva delle macrofite, delle grandi erbe acquatiche, deve essere fatta navigando, soprattutto se sono corsi d'acqua di una certa importanza come il fiume Zero. Non possono essere fatte efficientemente tutte le operazioni da riva. Poi una macchina da 75 cavalli e una macchina da 100